Let's get it. 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 It's like that. It's like that. Il tiro Alberto Paloschi, calcio in porta ed un gol meraviglioso con il Macine, calcia Bianchetti, un gol bellissimo, cade invece in avanti di Ossa per Novelli che la fa passare, ha segnato il Pigasio, la palla rimane, il tiro e l'1-0 dell'Ospitaletto per Lingue era di rigore, la sentenza di Lingue, nono gol stagionale, vantaggio Casatese, il pallone passa per Padua, Guanatti in area, Guanatti supera il difensore, Guanatti dentro e gol! e poi tiro rete, ha segnato la preparazione. Amici di BPTV, buonasera e ben ritrovati, puntata numero 28 di Time, parleremo del girone B, 30esima giornata in archivio, Ospitaletto 6 punti nelle ultime 7 partite, però se prima è battuto bene, Folgore Show con polemica e dopo la sosta arriva la capolista, Palazzolo rialza subito la testa nel segno di Paloschi, Varesina cala il tris e mette la quarta, Desenzano vittoria importante e ora serve continuità. Detto questo vado a salutare chi è con me in studio, ciao Ivan e ciao Asia. Ciao. E andiamo subito da Lorenzo anche. Ciao Lorenzo. Non Ciao ti Piero, buonasera a tutti, ciao Asia, ciao Ivan. Come Ciao, stai? Lorenzo. Tutto bene? Alla grande, non ci lamentiamo. Ieri ho visto che ho visto che hai visto una bella partita, quindi raccontaci un attimo. Sì, ieri insieme ad altre 3.400 persone ho assistito dal vivo a Folgore Caratese Desenzano. No, scherzi a parte, big match di giornata, partita importante, partita dove le due squadre hanno dato vita a un bellissimo spettacolo e sicuramente sugli spalti abbiamo avuto l'occasione di godere di un pomeriggio estremamente piacevole con grandi giocatori a deliziarci. L'ha vinta il Desenzano con merito, una squadra forte che ha saputo rialzare la testa e ha saputo rispondere presente alle sfide che durante la settimana, insomma, il calendario le ha presentato. Poteva essere l'occasione per la Folgore di agguantare il primo posto, non lo è stato, ma non ha assolutamente demeritato e, come hai ricordato tu poc'anzi, c'è lo scontro diretto in cui avrà la possibilità di rifarsi in chiave vittoria del campionato. Un'ottima partita, mi tocca ripetermi.
Andiamo a vedere i risultati a classifica, così poi cominciamo il nostro dibattito. Quindi Casatese Merate, Nuova Sondro 0-2, quindi perde in casa Casatese. Castellanzese Arconatese 2 pari, forse un pareggio che serve poco, anzi serve nulla all'Arconatese e forse poco alla Castellanzese. Ciliverghe 3-1 con il San Giuliano City, Club Milano vince con il Chievo Verona 2-1, Crema risultato tennistico 6-1 con il Breno, Folgore Caratese, come abbiamo detto prima, perde in casa con il Desenzano 1-0, Magenta Fanfulla 0-0, il pari che anche qui non so a quanto serve, magari un punticino a testa potrebbe far comodo, ma non lo so. Ospitaletto, Varesina 1-3, cade in casa l'Ospitaletto, ma va tutto bene e prima. Prosesto, Sant'Angelo 2 pari, Vigasio, Palazzolo 0-3. Palazzolo sempre più vicina alla vetta. Per una classifica che dice Ospitaletto 60 punti, Folgore Caratese 57, Pro Palazzolo 56, Varesina 55, ultimo dei playoff Desenzano 54. Andiamo in fondo alla classifica, zona rossa Arconatese Magenta, zona playout Fanfulla, Ciliverghe, Castellanzese, Nuova Sondrio. Bene, rientriamo in studio. Allora, abbiamo sentito Lorenzo che ci ha detto la sua. Ivan. Si può dire che per noi non poteva andare meglio, perché per raccontare un campionato con 6 squadre e 6 punti, diciamo, non potrebbe essere meglio per noi. Diciamo che tutti quanti si aspettavano il golpe della Folgore Caratese in casa con tutto questo pubblico, però Desenzano come complice il fatto di essere una grande squadra lo dimostri specialmente in queste situazioni. Tra l'altro grandissimo gol, il primo, quello che decide la partita di tacco, diciamo un po' un segnale che la qualità comunque nel Desenzano c'è. La Pro Palazzolo si rialza in maniera importante dopo uno scivolone, si può dire, con la Castellanzese, anche se secondo me un peso specifico potrebbe averlo a fine campionato, ma bisogna vedere anche rispetto all'anno scorso. E soprattutto l'Ospitaletto con la Varesina che perde. La Varesina si è rialzata ufficialmente, ma soprattutto secondo me la differenza l'ha fatta anche degli errori individuali nella partita con l'Ospitaletto. La Varesina secondo me è stata brava ad approfittare. Torniamo invece sempre al big match, diciamo, di Desenzano e Folgore Caratese Desenzano. Anche tu eri allo stadio a vedere. Stessa impressione di Lorenzo, stessa... Sì, concordo con Lorenzo sia sulla questione atmosfera. Devo dire che c'era davvero tantissima gente, tant'è che ad esempio io l'ho vista dietro una delle due porte, dietro la rete, c'era davvero tanta gente. Comunque sì, secondo me alla fine nei 90 minuti il Desenzano ha meritato, e personalmente, se devo dire un giocatore che mi ha impressionato, che avevo già visto dal vivo ma che secondo me ieri ha fatto la differenza, è stato Gori del Desenzano, capitano, che ha comunque gran parte secondo me della vittoria del Desenzano è passata da lui per come ha gestito la partita. Poi anche la Folgore ha avuto sicuramente le sue occasioni, soprattutto nel finale, il colpo di testa di Pedone dove Virvilas ha fatto una grandissima parata. C'era tanto dispiacere. Era quello che dicevi, cioè sembra gol non gol? No, quello era all'inizio, okay. Era dopo 3 minuti. Quella situazione iniziale. Ma secondo te lì cosa è stato? Si vede, non si vede? Personalmente io ero dall'altra parte, quindi dal vivo non ho proprio capito come alla fine tutte le persone che si trovavano in quella posizione. Dal video sinceramente non riesco a capire se effettivamente il pallone è entrato tutto. Si vede che il portiere tocca va a sbattere contro la rete, quindi si muove per quel motivo la rete, però intendevo nel finale c'è stata comunque una grande parata di Virvilas. La Folgore ha avuto le occasioni, però forse è mancato qualcosa, soprattutto magari dai due esterni che sono il punto forte magari della Folgore, e più che per demerito loro forse per merito del Desenzano. Ricordiamo che stiamo aspettando Michele Crescitiello che ci racconterà anche lui com'è andata, come l'ha vista, cosa è successo, quindi prepariamoci un attimino a uno show, diciamo così. Lorenzo, tu il gol non gol l'hai visto, eri in una situazione, posizione comoda o? Ero in un'ottima posizione, ma è stato difficile poi dal vivo percepire se realmente... Penso che poi il tema sia se l'intervento del portiere fosse al di là o al di qua della riga, perché il portiere para il pallone e lo spinge fuori dalla porta. Si vede la rete che si sposta, però non ho mai visto un pallone rimbalzare contro una rete. Esatto, fuori, quindi il pallone rimbalza perché c'è la traversa, non per la rete. È stato il portiere che tuffandosi l'ha presa lateralmente, giusto? Come io però è la prima volta che vedo i video, non li ho ancora guardati oggi, quindi l'ho vista dal vivo ieri e
lì per lì non mi è sembrato gol, però appunto la sensazione vale quel poco che vale, ecco, credo sia questo. Sì, è Tanto questo. vediamo, esatto. Beh, cioè io posso dire solamente qualche ora prima, la sera prima, a poche distanze da qui, a San Siro, stava succedendo la stessa cosa. Di quanto era entrato il pallone dell'autogol di Kyriakopoulos? Veramente poco, quindi la percezione, se non hai la tecnologia e il VAR che ti aiuta, queste cose qua non le puoi assolutamente vedere. Non è il gol di Montari, per dire l'esempio, no? No, sono d'accordo, certo. È difficilissimo, però insomma io ho provato anch'io, che non ero al campo stamattina, ho riguardato le immagini stoppando più volte eccetera, e il pallone sembra ballare lì, ma ci sono veramente dei millimetri che fanno da giudizio, quindi è veramente complicato. Lorenzo, torno ancora da te. Questo rush finale che dice 5 squadre in 6 punti, come aveva detto Jacopo, il buon Jacopo, che aveva detto vince il Desenzano, vince la Folgore, vince la Varesina, La Palazzolo. e vince il Palazzolo, ci troviamo tutti così, e poi è successo realmente. Quindi, in virtù di questi risultati e di questa classifica, quanto è bello questo finale di campionato, e soprattutto chi la spunterà secondo te, che sei convinto sempre dell'Ospitaletto? Io rimango della mia idea. Allora, per rispondere alla prima domanda, il campionato è meraviglioso. Pensavo che fosse impossibile migliorare il campionato dello scorso anno per livello di spettacolo, perché lo scorso anno siamo arrivati a ridosso della conclusione con una situazione di classifica estremamente intricata. Quest'anno sembrava destinato a doversi concludere, sì, con una lotta a 2, a 3, ma non a 5, a 6 squadre. Invece il campionato oggi ci sta dicendo il contrario e ci sta regalando degli scontri diretti pazzeschi. L'antipasto ce l'abbiamo avuto ieri con Folgore Desenzano, ma anche con Ospitaletto Varesina. Quindi e arriveranno altri scontri diretti estremamente interessanti e ricchi di significato per questa classifica. Per rispondere invece alla domanda su chi vedo davanti, posto che mi tocca ripeterli, ma è difficile e anzi è impossibile avere la sfera di cristallo, dico ancora una volta Ospitaletto, perché è davanti di 3 punti e negli scontri diretti può essere che risollevi la testa la settimana prossima, o meglio tra 2 settimane già avremo un responso importante. Tu sei la gioia di Paolo Musso, perché Paolo Musso ieri ha pensato bene di dirmi al 91esimo minuto che io cambio spesso maglia, invece tu sei sempre stato così della tua idea dall'inizio alla fine. Andremo a vedere poi chi avrà ragione, perché sono stato accusato di cambiare maglia e di dire spesso e volentieri faccio troppi funerali, diciamo così, no, però in realtà è quello che dobbiamo fare noi, no? In base ai risultati della domenica poi noi andiamo e ne parliamo. Come un esempio, per chiudere questo discorso, la Juve ieri alle 20:30 era la favorita, poteva rientrare in corsa scudetto, alle 23 era quella che forse neanche in Europa League riesce a entrare e non se lo meriterebbe neanche. Quindi i titoli dei giornali sono così, fanno funerali e feste in base al risultato come facciamo noi. Paolo Musso ieri era un po' nervosetto, prendere 3 gol in casa non ci sta, ma li ha presi, però è primo e va tutto bene, lui dice. Quindi vediamo poi domenica prossima. Detto questo, regia, mi volevi dire qualcosa? No, volevo aggiungere. Sono acceso, sì. No, volevo solo aggiungere, perché siccome prima sia Ivan ha citato il campionato dello scorso anno, adesso Lorenzo anche citava il campionato dello scorso anno, ho preparato, perché mi sembrava molto simile anche a me, proprio al campionato dello scorso anno. Vi faccio vedere la grafica adesso della parte alta, poi dopo magari vi faccio vedere anche quello della parte bassa del campionato di questa stagione e della stagione scorsa. Praticamente abbiamo una classifica che è identica, sì, e ho messo la proiezione poi di fine campionato, dove chi era in testa non ha vinto il campionato e quanti punti più o meno si erano fatti tra la 31esima giornata e la fine del campionato, quello che può essere magari, sai, anche un calcolo per una proiezione di punti per vincere il campionato, per avere un'idea, un riferimento, ecco, dato che è un campionato molto simile sopra e anche sotto poi magari. Guarda, rimani su questa grafica per favore, ma c'è una squadra su tutte che spicca, che è incredibilmente l'Arconatese, era a 56 punti e adesso praticamente a metà punti, Sì. Esattamente metà, no, anche di meno di metà punti, perché ne ha 23, cosa ne ha? 24, quindi, cioè, incredibile, io veramente non so.
Bene, detto questo, Jacopo, hai altre grafiche? Devi far vedere quella? No, vi faccio vedere il confronto anche poi della parte bassa della classifica, che anche questa è molto, molto simile, perché abbiamo quest'anno tipo la nuova Sondrio come riferimento del primo posto playout. L'anno scorso era la Castellanzese con 34, il Fanfulla 29 quest'anno sarebbe il Crema dei 27. La grossa differenza può essere il Ponte San Pietro, che era un po' più Spacciato. sì, spacciato, esatto. Però poi possiamo vedere che a fine campionato si gioca solo un playout e i 44 punti della Calepina bastano per salvarsi, non sono pochi, quindi magari può essere anche un conto che, come diceva ieri, la quota salvezza si alza e la quota per vincere il campionato si abbassa. 44 punti per salvarsi, insomma, non sono proprio pochissimi. Bene. Però c'è quella proiezione, sempre tutte le squadre mirano a quello, 44-45 da quello che vedo. Però quest'anno non ci sarà la forbice, immagino, perché il Sondrio vince, il Fanfulla pareggia, lì un pochettino qualcosa, lì c'è speranza, però... Vediamo un attimino, intanto vediamo se c'è Criscitiello sotto per caso? No, non è ancora arrivato. Ivan, Sì. ti lascio te la parola intanto che io vedo di... Sì. no, ecco, lui mi dice che è dentro in questo momento, Michele. No, sarà dentro nella trasmissione di ieri. No, allora aspetta, vai Ivan, intanto io... Sì, no, volevo sottolineare solo una cosa che secondo me non è da sottovalutare. Delle 5 squadre che ci sono in questo momento in cima alla classifica, quindi l'Ospitaletto, la Folgore Caratese, la Pro Palazzolo, il Desenzano e la Varesina, tutte, tranne la Pro Palazzolo, devono vedersela con il Crema. Ed è un fattore, secondo me, perché in questo momento il Crema è una squadra che, come ha detto Nicola la scorsa settimana, può anche essere che lui l'ha chiamato miracolo sportivo, è una squadra che in questo momento sta bene con la testa, sta bene con i giocatori, stanno bene in condizione, la squadra rema verso una situazione un po' più tranquilla, quindi magari affrontarla subito potrebbe essere un problema, forse quando ci saranno altri risultati con più punti forse sarà un po' più libera di mente, ma in questo momento affrontare il Crema secondo me è un fattore. E il fatto che la Pro Palazzolo al momento, per questo che io credo che la Pro Palazzolo alla fine sarà quella che avrà la meglio, però in questo momento quelle 4 squadre lì sono quelle che affronteranno il Crema, e il Crema arriva dal 6-1 col Breno totalmente inaspettato, più il 2-0 di Verona la scorsa settimana, e credo che non sarà per niente una cosa semplice, ecco, considerando che tutte e 4 la devono affrontare. Ok, allora è arrivato Michele Criscitiello, che io vado subito a presentare. Ciao Michele, buonasera. Ciao ragazzi, ciao Beppi. Ciao. Buonasera. Allora, io ieri ti ho cercato per il 91esimo minuto, dopo 3 messaggi ho visto che non mi hai risposto, ho lasciato stare perché Mi arrestavano. ho capito che non era aria, ma oggi, questa sera abbiamo riprovato un attimino e mi hai dato la disponibilità, quindi ti ringrazio. Cosa è successo ieri, Michele? Com'è andata? Parliamo prima della partita. Allora, innanzitutto partiamo... No, della partita non c'è niente da dire se non che era una partita molto molto bella, straequilibrata tra una corazzata e una squadra che posso definirla la rivelazione del campionato a 7 giornate dalla fine. E sicuramente di fronte c'era l'Inter e c'era la Lazio. Noi siamo la Lazio e abbiamo affrontato l'Inter, che è uno squadrone. Però ieri per me è stata la giornata del trionfo, perché abbiamo riempito tutto lo stadio, abbiamo fatto un calcio all'inglese, biglietto gratis allo stadio, ma abbiamo fatto lavorare il bar, il ristorante, i bambini che erano dappertutto, le famiglie, c'erano gli ultras, i tifosi, cioè una giornata stupenda sotto tutti i punti di vista, dalla mattina fino ovviamente al fischio finale. E il Desenzano è uno squadrone, cioè io ti dico che, a parte che come società è una società che a me sta molto simpatica, perché sono persone eccezionali. A fine partita ho incrociato il direttore, ma ero talmente nervoso che ho detto buongiorno, buonasera, e mi dispiace perché il Desenzano è una grandissima società, squadra fortissima, però c'è quel però che mi fa un po' arrabbiare, e quindi io credo sinceramente che rispetto a quello che ha detto il direttore è tutto giusto. Io credo che il primo tempo però non è giusto quello che ha detto, che meritava il Desenzano. Abbiamo preso una traversa, abbiamo preso un palo che ovviamente era entrata di 2 metri quella palla, e poi loro sono stati bravi perché su una palla inattiva hanno segnato, si sono difesi bene con l'1-0 a fine primo tempo, hanno trovato il vantaggio. Noi ci abbiamo provato, il portiere loro non capisco cosa ci faccia sinceramente in Serie D, come cosa ci faccia il nostro portiere in Serie D. Poi in Serie C vediamo dei portieri
che non possono fare niente tra i pali, e invece questi due portieri meritano categorie più alte. Per fortuna il mio già ha rinnovato, ma il portiere loro, ragazzi, già lo seguivo ai tempi del Dolomiti Bellunesi, ha fatto delle cose fuori dalla norma, Quindi questo Desenzano che è altalenante non lo vedi, non l'hai visto in crisi comunque, non l'hai visto come una squadra che è arrivata da te in affanno o quantomeno preoccupata? Perché noi avevamo sentito Gabur in settimana, ha detto per la prima volta dall'inizio del campionato andiamo ad affrontare una squadra e siamo in difficoltà praticamente, e sfavoriti. Ma perché? Ma perché era il cinema che bisogna fare da Baby TV, perché se il Desenzano, che ha fatto quello squadrone, parte sfavorito al Karate Brianza con tanti ragazzini, significa che io domani mattina devo tornare, e cosa che si augurano in molti, a lavorare nelle televisioni locali di Avellino, cosa molto bella, perché mi ricorda di un passato molto bello, ma sicuramente Gaburro è troppo esperto, quindi fa delle dichiarazioni che giustamente deve fare, ma lo sa meglio di me che con quella squadra devi andare a dominare su tutti i campi. Ieri ha vinto, non ha dominato, ce la siamo giocati alla pari. Se dopo 3 minuti andiamo avanti 1-0, secondo me non perdo. Poi probabilmente perdo lo stesso e perdo 1-3, ma se dopo 3 minuti Ravasi che segna, l'arbitro anziché far finta di niente e girarsi dall'altra parte, il guardalino guardava la tribuna, io probabilmente oggi potrei parlare di qualcos'altro, oppure potrei parlare anche di niente. Il vero problema, che poi se poi ci arriviamo, perché tanto ovviamente già so che vuoi parlare del comunicato stampa che ha fatto la società, io credo sinceramente che ieri sia stato uno spettacolo rovinato da 3 individui, da un individuo in particolare, e credo che prima o poi questa cosa dovrà finire, perché io sono abituato a prendere schiaffi, però la mia faccia è una, le mie guance sono 2, e adesso al terzo schiaffo consecutivo in 3 settimane la mia faccia è finita, e soprattutto io devo tutelare i miei ragazzi che fanno questo di professione, perché io il calcio lo vivo con divertimento e con passione per il mio ego, ma se io faccio la Serie D e butto 600.000 euro non è un problema. Se vado in un'altra categoria di soldi ne devo buttare di più, quindi io sono contento di restare in Serie D, perché altrimenti in altre categorie se ne buttano di più di soldi. Però economicamente sono contento, a livello di mio ego potrei puntare a qualcosina in più, ma se qualcuno pensa da Roma in giù che il sottoscritto fa il presidente a Karate Brianza e vuole avere una plomb brianzolo, non ha capito nulla. Ho preso 3 schiaffi in pieno volto in 3 settimane, ne ho presi 3. Se vogliamo andare avanti, per me qua escono i palloncini, ma non devono uscire i palloncini, qua deve uscire qualcos'altro. Tra poco, se vogliamo andare avanti, io poi sono disposto ad andare avanti, non ho nessun tipo di problema, perché ognuno sfrutta le proprie armi. Per qualcuno il fischietto è un'arma per 90 minuti, poi qualcuno mi dice ma tu hai il potere mediatico. E beh, se dobbiamo sfruttare le cose, le sfruttiamo, però poi a quel punto apriamo le gabbie. Se vogliamo aprire le gabbie, io lunedì avevo avvisato i vertici della Lega Nazionale Dilettanti, la FIGC e l'AIA, ho detto è già la seconda volta. Per fortuna i miei ragazzi sono stati più forti, perché ai miei ragazzi ho sempre detto ragazzi giochiamo sempre 12 contro 11. Con la Varesina abbiamo giocato 12 contro 10 sullo 0-0, con la Varesina squadrone. Io ho giocato con un rigore netto non dato e tutto il secondo tempo in 10 uomini. Abbiamo vinto, passa tutto in cavalleria. Vado a giocare sul campo di Fanfulla dove non è calcio, vado sotto, c'è un rigore netto non dato, vinco 2-1, passa tutto in cavalleria. Ma capisci che tutte le domeniche non può essere così, che i miei ragazzi devono giocare 12 contro 11 o 12 contro 10. Ieri se vado sull'1-0 dopo 3 minuti con Ravasi, può essere un'altra partita. Poi prendiamo la traversa con Mazzone all'ospedale di Karate, purtroppo non c'entra nulla il Desenzano, che sono stati carinissimi anche a fare un bellissimo post, e la società voto 11, la squadra del Desenzano voto 12. Ma ti sembra normale che un ragazzo che si è rotto la tibia non c'è neanche un cartellino giallo? Ti sembra normale? Era in cattiva fede, non mi puoi mandare un arbitro come Palma di Napoli, quando io ti avevo avvisato quell'arbitro non va bene, mi è stato risposto stai sereno. E io non stavo sereno. Ma scusami, infatti lo sapevamo. Un arbitro al terzo anno di Serie D non può arbitrare Karatese Desenzano. Non lo può arbitrare, perché se dopo 3 anni sei ancora in Serie D significa che sei scarso. Ma lui non solo era scarso, e lo sapete come era in malafede, perché a un certo punto mi fissa e mi sfida durante la partita mentre guarda lo skybox, faccia a faccia, perché io ero su
e lui mi guarda quando io invece stavo solo vedendo la partita, mandano il commissario di campo, guarda caso, e punto 3, lo sapevamo che Palma era un arbitro scarso, perché infatti, come abbiamo pubblicato sui post social, c'erano già dei precedenti dove aveva già rovinato delle partite. È un big match come Caratese De Senzano, mi devi mandare un arbitro bravo. Sto chiedendo il rigore a favore, ti sto chiedendo che se è rigore mi dai il rigore, se è gol mi dai gol. Sono 3 partite consecutive che, guarda caso, la Folgore Caratese, seconda in classifica, ottiene 3 danni arbitrali clamorosi. Ma Michele, tu credi che sia, adesso te la faccio la domanda secca, credi che sia un disegno contro la Folgore Caratese? Ma ragazzi, ma non è che è un disegno. Oggi un tuo giornalista ha scritto un pezzo dove alla fine, dopo che ha riportato tutto il comunicato, scrive: ma alla fine si sa che durante la stagione i favori arbitrali si compensano. Non è così. Non è così. Non è così, perché uno sfavore, un torto arbitrale a marzo non è lo stesso di ottobre e novembre. Io a Crema ho vinto e ho detto al direttore ho detto: quell'espulsione che vi hanno dato, se fosse capitata a me, succedeva un macello, perché aveva ragione. Io quando ho dei vantaggi arbitrali, lo dico, a Crema hanno espulso un difensore loro, una roba fuori di testa, era sieno giallo sul nostro giocatore sull'Ipari. Ho preso il vantaggio, ho chiesto scusa all'avversario, me ne sono andato con i 3 punti, rubacchiando al 95esimo, che bello. E mi sono stato zitto? No, l'ho detto, ho chiesto scusa, perché a me mi puoi accusare di tutto, ma c'ho un'onestà intellettuale che se c'ho un favore, te lo dico. Quella volta siamo stati avvantaggiati dallo superiorità numerica. Non può essere un caso che dal 7º, 8º posto arrivi al secondo e, guarda caso, con la Varesina succede quello che è successo, col Fanfulla succede quello che è successo, e con il De Senzano mi mandi Palma di Napoli, che al 3° minuto, con il De Senzano che era ancora sotto shock dalle partite precedenti, probabilmente poteva essere un bel colpo del KO, 1-0 dopo 3 minuti a karate con tutta la gente addosso. Con la Pro Palazzolo non c'entra niente il discorso, ma io ho giocato a porte chiuse. Ho giocato a porte chiuse. Perché? Perché c'era la rivalità tra le tifoserie, come se fossimo Catania-Messina, al Cibali di Catania o al Celeste di Messina. Caratese Pro Palazzolo, cioè chiusa, e ovviamente ne ho prese 5, perché il fattore campo per noi è importante. Ieri era bellissimo, importantissimo. Hanno rovinato uno spettacolo e l'ha rovinato anche nelle decisioni, oltre quelle plateali, anche in quelle mezze e mezze. Tu mi dirai: hai perso per l'arbitro? Non ho perso per l'arbitro. Ho perso perché ieri, tra l'altro, non meritavamo di perdere, perché era una partita pareggio, preciso, fortissimi loro, forti noi, era 1-1, 0-0, 2-2, perché i portieri sono stati bravi. Era una partita da pareggio, ma sicuramente quella partita un arbitro dopo 3 minuti non la può indirizzare. È un disegno? Non lo so. Io quello che ti posso rispondere, caro Bepi, che per 3 settimane sono stato zitto perché mi hanno detto: a inizio anno, Michele, quest'anno mi raccomando, non sfruttiamo l'aspetto mediatico, perché sanno che, con tutto il rispetto, la forza mediatica nostra è diversa rispetto ad altri club, siamo d'accordo, però se qualcuno fa abuso di potere, adesso iniziamo a fare abuso di potere mediatico. Però poi andiamo a scavare in fondo, perché poi non ci fermiamo, perché a me tanto di fare una categoria all'altra me ne frega niente, il mio lavoro è un altro, il mio business è un altro. Io non ho problemi a parlare, perché tanto quello che vedi questa è la faccia, ma se qualcuno ci sta sfidando, poi però invece andiamo a vedere gli introiti, i rimborsi e gli stipendi di chi grazie al calcio, grazie a questo movimento ci guadagna e ci campa. Io non ci campo, io ce li metto i soldi e mi va bene, ma non ci dovete sfidare, perché se pensate che Karate Brianza è diventato un ring dove dobbiamo prendere i pugni, non avete capito niente. E lo dico a Roma e da Roma in giù. E da oggi incominciamo a fare, se vogliamo fare giornalisti, incominciamo a fare giornalisti. Tanto questo sistema è marcio e il signor Pizzi di Saronno, che fa il disegnatore, fa finta di non sentire, non fa finta di non vedere, andiamo a vedere anche un po' la sua posizione, perché per me non è un problema. Io posso, da qua alla fine, le posso perdere pure tutte, non ho problemi, non me ne frega niente, mi sono salvato? Sono salvo, finito, ciao, faccio la Serie D l'anno prossimo, non è un problema. Ma ripeto, non pensate che la Folgore Caratese
sia terra di conquista e soprattutto che mi venite a prendere in giro, perché quello che è successo ieri, quello che è successo 2 settimane fa e quello che è successo 3 settimane fa, da oggi in poi sappiate che il sottoscritto non consente più nulla. E poi vediamo chi ha da nascondere. Io non ho niente da nascondere, questa è la mia faccia, qualcun altro ha qualcosa da nascondere e io so bene a chi mi riferisco. Bene, il messaggio penso che sia arrivato o arriverà comunque al destinatario. Tornando al campo e tornando alle domande di Ivan, hai qualcosa da chiedere tu al Presidente? Sì, intanto buonasera Presidente. Allora, la domanda è che io mi vorrei riattaccare a un'intervista che aveva fatto lei in un podcast, e è una cosa importante perché secondo me si riattacca un po' al discorso che lei ha fatto, nel senso che quando lei ha avuto un problema con un arbitro, che in un referto arbitrale le erano state fatte delle accuse, lei giustamente aveva dovuto dire: se io non avessi avuto le telecamere, ovvero qualcosa che mi scagionasse da quel punto di vista, il referto arbitrale mi avrebbe inchiodato e io non avrei avuto prove per la mia difesa. E questa cosa qui, come lei ha detto, sugli altri campi della Serie D non succede. Ma questo problema, ad esempio, del referto arbitrale troppo forte, cioè che non dà la possibilità di difendersi se non con prove oggettive, come lei ha avuto la possibilità con le telecamere. Cioè, lei cosa farebbe? Cosa si può fare per evitare questa questione? Perché è un problema sugli altri campi della Serie D, ad esempio se non c'è una telecamera, come si fa? Allora, il mio vantaggio parziale, ma che è anche un boomerang, è l'aspetto mediatico. Se questo succede al direttore, faccio un esempio, chiedo scusa, Desenzano, Pro Palazzolo, Ospitaletto, che non fanno altro mestiere. Io faccio la televisione, ho l'aspetto mediatico, Bepi fa Crescitiello Unti e fa X visualizzazioni. Con tutto il rispetto per gli altri che sono grandi imprenditori ma non fanno quello che faccio io, X 2 punti fa di meno perché non ha quell'eco mediatico, lo sappiamo, non prendiamoci in giro. Io ho subito un referto falso dell'arbitro di Folgore Caratese Club Milano, dove ha scritto che io gli ho messo lo sgambetto, ho sputato e ho praticamente acceso una rissa, ma non si sa con chi, perché né i giocatori del Club Milano hanno toccato me e né io ho toccato loro. Al massimo qualche ingiuria, ma questo ci sta. Poi l'unica cosa che mi doveva accusare, cosa che io ho sempre confermato perché ci metto la faccia, è dal mio gabbiotto insultare l'arbitro per alcune decisioni arbitrali sbagliate. È successo con la Prosesto ed è successo col Club Milano. Secondo te mi nascondo e mi metto paura di dire quello che è successo? Ma sono cose di campo, sono parole di campo, non è successo niente di tutto ciò. Il referto arbitrale per loro è legge, il giudice sportivo non indaga, fa soltanto il report, e per loro è giusto. Poi c'è il primo grado, il secondo grado e poi arriveremo al collegio di garanzia del CONI. Ma guarda caso, e arriviamo, l'arbitro nel tempo già ha detto: è vero, Criscitiello ci ha insultato, vero, confermato, datemi 500 euro di multa e una giornata di squalifica, cosa normalissima. Però no, gli sputi non li ho visti, forse mi sono confuso. La rissa, forse ho sentito qualcosa, ma non l'ho vista, era chiuso nello spogliatoio. Cioè, su 3 cavi di imputazione, il più cretino era quello, ovviamente, degli insulti, oppure io che parlavo dallo skybox, cosa che confermo. Dall'altra parte, quelle cose che erano le 2 più gravi, guarda caso c'è un comandante dei vigili urbani che smentisce tutto. È arrivata. Urlavo troppo? Eccola qui. Devo stare zitto? Ciao. Devo stare zitto? Vuoi parlare pure tu? Di ciao. Ciao. Niente, invasione di campo. Va bene, Asia, hai una domanda per Michele? Sì, io vorrei Devo virare tornare. virare su un altro argomento, chiudendo un po' questa questione arbitri, parlando un po' dell'atmosfera che c'è, perché essendo comunque di karate della zona ho notato proprio il cambiamento rispetto agli anni scorsi, quest'anno comunque di pubblico, di atmosfera, quindi volevo sapere, non sappiamo come andrà a finire la stagione, se la Folgore salirà in Serie C o no, però cosa vorrà dire l'anno prossimo giocare nello stadio 25 aprile, quindi cambiare un attimo anche a livello di tribune, comunque uno stadio molto più grande rispetto a dove siete ora. Allora, ovviamente noi tra poco inizieremo i lavori sullo stadio di karate, dove stiamo giocando, per noi è una piccola bombonera. Io ho
ho fatto degli accordi e ho fatto delle promesse, anche in questo caso, che da uomo e da terrone manterrò. Però anche in questo caso qualcuno dovrà cambiare registro, perché se io mantengo una parola e dico a Bepi che alle 20:15 intervengo, io alle 20:15 intervengo. Se gli dico che non intervengo, non intervengo. E qualcuno mi può dare atto che se dico A è A, se dico B è B. Io ho detto A, qualcun altro ha detto B. Mi auguro che A e B combacino. Questo mi auguro io. Io ho già pronto tutto. Il 10 aprile sono pronto a iniziare i lavori. Però anche le situazioni extracampo secondo me devono essere rispettate rispetto agli accordi precedenti. Michele, una domanda e poi facciamo, prima di salutarti, il nostro giochino che dia il risultato esatto. Tu hai iniziato a seguire la Folgore dalla panchina praticamente e adesso sei fuori, sei sul tuo skybox. Dove ti piaceva di più seguire la squadra, la partita? Sinceramente. Ma no, io in panchina ho fatto sì e no in 4-5 presenze. Beh, ma le hai fatte, ma dove ti piaceva stare di più comunque? No, il mio posto è lì sullo skybox, tranquillo no, soprattutto sono durante i 90 minuti, tranne che tranquillo, no. Però la panchina non mi piace, non la sopporto, quella è roba di Carobbio, di Daino, dello staff, dei giocatori, no, la panchina l'ho fatto solo quando dovevo dare una piccola carica emotiva, però poi ogni 3x2 venivano, e su 9 panchine sono stato espulso 7 volte, quindi ho detto vabbè lasciamo perdere, dai. Ma quando le cose all'inizio non andavano tanto bene, su Carobbio hai avuto qualche dubbio o hai voluto insistere, sapevi che sarebbe andata così? No, io su Carobbio non ho mai avuto dubbi, mi ha fatto solo arrabbiare la partita di Breno, quella sì. Mi ha fatto arrabbiare la partita di Breno perché con il Breno lì 1-0 per loro a me la squadra non è minimamente piaciuta e quella volta lì ero un po' tra virgolette nervoso, però quest'anno io l'ho detto a Carobbio la prima di campionato, anzi quando ci siamo incontrati tu quest'anno possiamo pure retrocedere, tu dalla prima all'ultima sarai l'allenatore della Folgore Caratese. Poi durante l'anno abbiamo sistemato qualcosa, perché dopo De Senzano ho cambiato il vice allenatore, nel senso che per me il vice allenatore deve essere non amico dell'allenatore, ma deve essere il primo rompiscatole dell'allenatore, così come il mio collaboratore principale mi deve dire sempre sì, perché altrimenti non andiamo da nessuna parte. Io cerco, se tu fai una trasmissione su Bepi TV, tu sei Bepi, Asia non ti deve dire sempre sì Bepi, se no non andate da nessuna parte. No, io farei così con il rispetto dei ruoli, però secondo me avevamo un buon vice alla prima esperienza, che era Mauro Minelli, ex giocatore del Catania, che doveva fare la fase difensiva, però per me era troppo, un po' morbido e un po' troppo, tra virgolette, amico del mister. L'arrivo di Daino ha aperto il confronto. Tra l'altro sono due caratteri completamente diversi. Daino ha un carattere molto duro, Carobbio è molto intelligente, e per me il confronto barra scontro molte volte aiuta. Dopo De Senzano abbiamo cambiato e da De Senzano a De Senzano abbiamo perso solo con la Pro Palazzolo e col De Senzano. 2 partite che si potevano, ieri si poteva tranquillamente non perdere, invece con la Pro Palazzolo abbiamo preso la giornata estremamente negativa ed è andato tutto a carte 48. Però io di Carobbio ho sempre avuto grande fiducia, grande stima, anche perché mi piaceva i tempi del Brusaporto, l'ho seguito con il Ticino, ha fatto un ottimo lavoro e credo che sia un ottimo allenatore e sta migliorando sempre di più, e credo sinceramente che la palestra karate Crescitiello gli sia servito molto, perché mentre a Brusaporto e Ticino c'erano un clima più sereno, da noi vivi sotto pressione, e forse quest'anno l'ha fatto maturare molto anche sotto il punto di vista della gestione della settimana, della pressione e della rottura di scatole, perché come dicono dei giocatori importanti che sono stati a karate e hanno giocato anche al sud, è vero che giocare al sud è complicato, ma giocare a karate ci vogliono le palle. Michele, non succede, ma se succede che si cambia categoria, Carobbio è l'uomo giusto ancora? Si riparte da lui? Ma tanto il problema non si pone, Il problema non si pone perché in Serie C ci va o il De Senzano o la Pro Palazzolo, punto. Questo è poco ma sicuro. Okay. Quindi sono 2 squadre Carobbio per te che può sono essere nettamente superiori alle altre. Carobbio per te può essere l'uomo giusto per quando succederà, se succederà, cioè può essere
è giusto per quella categoria, per la Serie C, Carobbio? Può far bene, secondo te? Ma ci mancherebbe, come era giusto Longo 5 anni fa, come era giusto Emilio Longo 5 anni fa. Il problema di questi allenatori, e lo dico con massima presunzione in questo caso, è che se non vanno a karate non hanno la visibilità che gli spetta. Ha fatto bene a Brusaporto, sì, ma è Brusaporto. Ha fatto bene a Ticino, sì, ma è Ticino. Poi fa bene a karate, con visibilità, addetti ai lavori che vengono, io che rompo le scatole, i social. Noi abbiamo 13.000 followers su Instagram, è una società di serie D, pochi abitanti. E c'è l'eco mediatico, fai 200.000 visualizzazioni e poi ti vedono gli addetti ai lavori e poi ti vedono i procuratori, quindi quella visibilità che ha aiutato Emilio Longo, che lascia il sud per venire al nord e poi prende la Serie C a Picerno e adesso allena il Crotone. Stessa cosa Carobbio poteva andare tranquillamente ad allenare altre squadre più piccoline sotto il punto di vista dell'immagine, invece lui è stato intelligente, o svolto qui o non svolto più, e credo che la sua stagione sia stata un'ottima stagione, grazie anche alla società che comunque l'ha supportato e l'ha sempre sostenuto. E poi se alleni a Karate Brianza e finisci l'anno, per me sinceramente, e ripeto, chiedo scusa per la presunzione, chi inizia e finisce il campionato a Karate Brianza l'anno dopo o 2 anni dopo può fare tranquillamente la Serie C. È vero, la palestra che c'ha Karate, soprattutto con te, non ci sono uguali. Detto questo, risultato esatto, Folgore Caratese Ospitaletto. No, senza essere scaramantico. Fammi vedere prima la designazione arbitrale e poi te lo dico. Vabbè, allora dimmi proprio Lazzolo Magenta. Vediamo se arriva da fuori grotta. Va bene, niente, allora non è possibile fare con te questo gioco. Michele, io ti ringrazio, è stato gentilissimo, è stato un piacere averti qui e ci vediamo presto, in bocca al lupo. Fammi fare un grande in bocca al lupo al nostro ragazzo Alessio Mazzone. Assolutamente sì. Abbiamo ricevuto un messaggio che quasi mi fa piangere dalla mamma. Il ragazzo che è uscito in lacrime, si è spaccato la tibia, gli hanno spaccato la tibia, c'ha tutto ingessato. Oggi ovviamente l'ho sentito, ci siamo sentiti, la società gli sta vicina, ha firmato anche il rinnovo del contratto, quindi non è che dici finisce il campionato e se ne va, è il nostro patrimonio, gli vogliamo bene. Domenica scorsa aveva fatto il gol vittoria a Lodi con il Fanfulla. Noi sembriamo duri all'apparenza, ma siamo molto buoni e affettuosi con i nostri ragazzi, soprattutto quando ci danno tutto. E oggi mi ha anche commosso perché non era dispiaciuto il suo infortunio, lui era dispiaciuto, ma quasi piangeva perché non può dare una mano in questo momento alla squadra. Ha chiamato i ragazzi e ha detto fatelo per me, li ha compattati ulteriormente. Io ho sempre massacrato i miei calciatori perché a volte trovi mercenari, a volte trovi mezzi delinquenti che come campano poco, a volte trovi strafottenti. Io quest'anno, per la prima volta, grazie al Signore, ho una squadra di uomini, ho una squadra di gente con le palle, ho dei ragazzi eccezionali, tutti che combattono. Ieri erano distrutti per quello che stanno vivendo e per quello che stanno subendo, e la faccia ce la metto io. Da ora in poi non parla Carobbio, non parla nessun calciatore, perché se qualcuno sta sfidando la Folgore Caratese, sta sfidando il sottoscritto. Quindi non se la prendessero con Arpino, Ferrandino, Carobbio, se la prendessero col sottoscritto. Ma se volete fare del male alla Folgore, non lo farete, fate del male al sottoscritto, perché tanto con me ce l'avete con me. I miei ragazzi sono più forti di tutti voi, dentro e fuori il campo, perché sono ragazzi eccezionali, ci stanno mettendo il cuore e ci stanno mettendo l'anima. E Mazzone, per quello che ha subito, è ovviamente l'uomo che rappresenta in questo momento la nostra squadra. Siamo tutti uniti e fino all'ultimo secondo dell'ultima giornata in casa col Vigasio faremo battaglia in campo e fuori dal campo. Poi la posizione, i punti non ce ne frega niente, ma sappiate che dal primo all'ultimo noi andremo dritti per la nostra strada e non guarderemo da oggi più in faccia a nessuno. Bene Michele, siamo fuori tempo massimo, io ti ringrazio, buona serata, grazie ancora, ciao. A presto. Ciao. Ciao, presto. Bene, siamo in ritardo, quindi ne parliamo dopo di questo discorso che ha fatto Michele. Andiamo subito a fare entrare Marco Didu, mister. Ciao Marco, ciao mister. Salve mister. Buonasera a tutti, buonasera. Scusami se ti ho fatto aspettare, siamo in ritardo, siamo fuori di 5 minuti, però vabbè, avevamo Michele Criscitiello che comunque
quando parla fa sempre rumore, diciamo così, no? Sì, no, ma nessun problema. Ho ascoltato appunto soprattutto la parte finale del presidente. Sì, Comunque è una persona che quando parla di calcio, di quello che succede in queste categorie, è sempre da ascoltare. Sei d'accordo con quello che ha detto, con quello che sei riuscito a sentire, o quantomeno non condividi o condividi le sue... No, vabbè, ma non posso, cioè, ho sentito la parte finale, non posso giudicare, non posso esprimermi perché non ho visto la partita, non c'ero, sicuramente se il presidente ha detto determinate cose, sentire per quello che ha detto, sicuramente mi spiace soprattutto per il ragazzo, per Mazzone, che comunque ha subito magari un infortunio grave, ma ripeto, non posso esprimermi perché non ho assolutamente visto la partita e è difficile dare dei giudizi quando non si è lì. Allora, torniamo alla tua di partita, al tuo campionato e alla tua posizione in classifica. Cominciamo dalla tua partita di ieri. Che partita è stata? Ma non è stata una bella partita sicuramente, ma c'erano tanti fattori che potevano determinare questo, lo sapevamo. Una partita dove il peso specifico del risultato secondo me era più importante di tutto il resto, di come poteva venire, dell'avversario, di come dovevamo affrontarlo, e su questo devo dire che i ragazzi hanno dato l'ennesima grande prova di maturità perché, ripeto, in un campo molto difficile siamo riusciti a subire poco, se non un'occasione subito dopo l'1-0 nostro, una disattenzione che poteva costarci cara, e abbiamo rischiato veramente nulla, e poi siamo stati bravi negli episodi a portare a casa la gara. Ecco, quello che ho detto a Zanardini e a Marco ieri al 91esimo minuto, ma anche l'altra volta gliel'ho detto: quanto peserà la sconfitta in casa con la Castellanzese? Sarà magari una di quelle partite decisive? Zanardini mi ha risposto: ma ne abbiamo perse altre. Ma come ha detto Michele, il tempo è sempre diverso, cioè un conto è perdere una partita nel rush finale, un conto è perdere una partita alle prime giornate di campionato. Ecco, sì, pesano, ma hanno un peso diverso. Sei d'accordo con me? Castellanzese potrà essere la bilancia che potrà dire magari qualcosa di positivo o negativo sull'esito finale del campionato? Oppure sarà una partita... Non credo che l'esito finale di un torneo di 38 partite possa basarsi solo ed esclusivamente su una partita. Sicuramente quella partita lì era in un momento dove arrivavamo da 2 mesi in salita, in up, diciamo così, e avevamo tutte le intenzioni di proseguire questa corsa, l'abbiamo dimostrato domenica. Per quanto riguarda la mia disamina da allenatore, mi dispiace l'amarezza che ho visto nei ragazzi in quella partita, è stata più per come è maturata, perché l'abbiamo sbloccata subito, siamo andati in vantaggio, abbiamo fatto 35 minuti, ma quasi tutto il primo tempo in grande gestione, subendo un tiro in porta, avendo l'occasione per fare il 2-0, e tante volte, come è successo ieri, magari riusciamo a chiuderla, e poi purtroppo quel gol dopo 20 secondi ci ha creato un po' di confusione, e mi dispiace soprattutto per come è maturata. Dire quello che succederà da qui alla fine e quello che poteva essere una partita, io da allenatore non posso fare un'analisi, dare la colpa o benefici a una singola partita. La cosa importante era arrivare a questa benedetta sosta nel miglior modo possibile. Ieri ci siamo riusciti, siamo stati aiutati dai risultati, ma non possiamo stare lì a recriminare, a pensare quello che è successo a Castellanzo o quello che è successo prima. Dobbiamo pensare che fra 15 giorni inizierà un altro torneo, diciamo così. Marco, tu in squadra hai nomi importanti, comunque uomini squadra, ma l'arrivo di Paloschi ha inciso, ha fatto scattare qualcosa in tutta la squadra, è diventato un leader, cioè è un leader, ma ha preso in mano la situazione nello spogliatoio da giocatore Paloschi? Ma secondo me il merito un po' va diviso fra tutti, perché Sì. c'è stata, secondo me, soprattutto dal punto di vista dell'ambiente, una gestione serena, un ambiente sano, dove si lavora bene, ma questo lo è sempre stato Palazzolo da quando sono arrivato, da quando lavoro qua a Palazzolo.
Poi l'impatto che ha avuto Paloschi sarebbe, lo vedono tutti, non lo vedo solo io, è di una semplicità imbarazzante, perché è un ragazzo che oltre a incidere nelle partite è un ragazzo che cura tutto, cura al minimo dettaglio, sia personale che del gruppo, dello spogliatoio, della squadra, di tutti, quindi è un piacere, un onore per me allenare un ragazzo così. Siamo alla 31esima giornata, ancora ultime 2 domande, poi passo a loro che ti faranno altre domande. Siamo alla 31esima giornata, ti sei mai sentito in discussione dalla società? Classica domanda di rito. Ma questa domanda me l'avrete fatta non so quante volte, sapete tutti quello che è successo, sapete tutte le volte che il mister è stato in discussione per parole, per chiacchiere, ma questo gossip piace a voi, a me non mi... lascia il tempo che trova, perché se uno vuole provare a fare allenatore, come ha detto il presidente Cricitiello prima, che Carate è una bella palestra, Palazzolo è un bell'ambiente, una bella palestra per lavorare, ma questo, ripeto, a me lascia il tempo che trova. Domenica scorsa eravamo morti e il mister era da cacciare, io a questi giochini lascio fare a voi, perché, ripeto, noi dobbiamo concentrarci poi su delle disamine, ripeto, diverse, non solo ed esclusivamente sui singoli episodi. Questo è un po' il mio pensiero. Poi l'allenatore, ci sono delle altre persone che decidono le sorti dell'allenatore, non decide solo ed esclusivamente l'allenatore, quindi bisogna prendere atto di quello che sono le scelte, appunto, di chi è sopra, e fortunatamente hanno scelto di continuare con me. Chi è sopra ha scelto anche di darti 2 direttori sportivi quest'anno, quindi prima con Fusari, la prima parte, la seconda parte con Zanardini. Sinceramente, senza nulla togliere all'uno e all'altro, con chi ti trovi meglio? Ma ripeto, non capisco cosa... se si parla di calcio, se si vuole parlare di gossip, sono 2 ragazzi che sono 2 direttori sportivi estremamente preparati, estremamente competenti, entrambi, uno con magari un carattere, uno con un altro. Io sono contento di aver lavorato con Fusari per 1 anno e mezzo, e sono contento di lavorare, di intraprendere questa avventura con Zanardini. Ripeto, anche questa cosa qui non spetta all'allenatore deciderla, ma spetta ad altri deciderla. Io devo fare l'allenatore, devo lavorare con qualsiasi direttore sportivo che la società decide di mettere, o il direttore sportivo deve poi magari decidere di lavorare con determinati giocatori, determinati allenatori. Quindi questo è l'arrivo di Zanardini, sicuramente in un momento di flessione, ma anche emotiva, per quello che poteva essere il gruppo e tante situazioni da sistemare, ha sicuramente dato un impatto notevole. Questo è fuori discussione, perché soprattutto, ripeto, dal punto di vista emotivo ha dato veramente un impatto importante. Bene, per chiudere, per risponderti, se si vuole parlare di calcio o di gossip, ti dico, se vogliamo parlare di calcio, una volta letta la classifica, una volta letti i risultati, abbiamo finito. Una volta che mi dici 2 minuti di come è andata la partita, il calcio è finito per noi. Quindi il gossip fa parte... Ok, il calcio è finito per voi, questo è un altro discorso, perché ci sarebbe tante cose da dire su come si preparano le partite, su come si affrontano l'avversario, su come l'avversario ti affronta. Secondo me non è solo la classifica e il risultato. A me piace parlare molto di queste cose qua, e lo faccio con tanti colleghi, lo faccio con tanti direttori, quindi non era una cosa per voi. Voi giustamente fate una trasmissione, è giusto che fate la vostra trasmissione, ma non era un attacco personale. No, ma nessun attacco, però siccome sta diventando una cosa gossip. Il gossip fa parte... A me piace parlare, appunto, di preparazione delle partite, mi piace parlare di questo, poi ci mancherebbe altro, io rispondo a tutto quello che mi chiedete, però il calcio non è finito con la lettura dei risultati, la lettura delle classifiche. Magari per voi sì, secondo me non è il calcio, vabbè, ma in un'ora di tempo, in 20 minuti a testa, adesso abbiamo cambiato format, hai 20 minuti a testa, non possiamo chiederti come ti trovi con uno, come ti trovi con l'altro, e il risultato, questo è come è andata la partita. Piero, credo di essere stato educato e di aver Certo, assolutamente, no, ma perché anche ieri
Anche ieri con Musso sembrava quasi ogni volta cambiamo, facciamo funerali a uno all'altro. 3 o 4 magari, forse. Capisci? Che io che cambio casacca, mentre lui ha giocatori che in un mese hanno cambiato 3 casacche, io almeno ci metto 6-7 mesi per cambiare 3 casacche. Però questo è un altro discorso. Didu, passiamo alle domande di campo, Ivan? Sì, no, mister, più che altro la questione che le volevo chiedere io è che lei, quando era allenatore del Vado, del Borgosesia, nei campionati di Serie D era sempre con, diciamo, una corazzata davanti. Una volta c'è stato come si dice, in Piemonte c'era il Novara, e con il Sestri Levante, ecco, che non mi veniva, era un'altra formazione ligure. Quest'anno, come l'anno scorso, vi trovate in un mucchione, diciamo, dove ogni risultato praticamente pesa, e l'anno scorso siete arrivati a 4 punti praticamente dal primo posto. Trovandoci bene o male nella stessa situazione, prima abbiamo fatto un raffronto con le classifiche della stagione scorsa e di questa stagione, le chiedo cosa è importante fare per riuscire a raggiungere l'obiettivo principale, secondo lei? Beh, nelle mie esperienze passate, anche a Vado 3 anni fa ormai, sicuramente avevamo una squadra molto competitiva, sicuramente per il girone, ma poi, come spesso accade in questo campionato, vince magari un outsider, come è stato il Caldiero l'anno scorso. Ha vinto il Sestri Levante, che poi si è rivelata veramente una squadra impressionante, perché ha fatto 90 punti. Tutti pensavano che il girone era imbarazzante, come in tanti lo pensano, e invece il Sestri Levante ha vinto lo scudetto, ha vinto contro tutti, quindi questo fa pensare un po' alla forza della squadra. La Sanremese era un'altra squadra, secondo me, che l'anno prima era arrivata a pochi punti dal Novara, era un'altra candidata che però, ripeto, si è staccata presto. L'anno scorso c'è stato l'esempio del Piacenza. Ogni anno ci succede un po' questo in Serie D, perché secondo me poi non solo in Serie D, ma i budget sono molto molto importanti, ma non sono la cosa che ti fa vincere le partite o che le vinci prima. Bisogna lavorare tutti, dall'allenatore, dallo staff, dalle società. Credo che l'esempio ce ne sono stati tanti in questi ultimi anni. Per stare lì, l'ho detto prima, appena abbiamo iniziato il collegamento, secondo me l'obiettivo che io come allenatore, come società e come giocatori avevamo in testa era quello di arrivare a questa sosta, ripeto, nel miglior modo possibile, sperando e cercando di trovarsi poi in quel mucchione di squadre che si potrà giocare qualcosa di importante nelle ultime 7. Abbiamo avuto la bravura e la fortuna, perché poi se non si incastrano dei risultati c'è sempre, per chi rincorre c'è poco da fare. Siamo stati, ripeto, bravi e fortunati, e ora inizia un altro torneo dove secondo me le partite saranno ancora più esaltanti, più entusiasmanti di quelle che sono state fino ad oggi. L'obiettivo oggi è quello di cercare di partire bene, partire forte subito alla ripresa del campionato, e vedere un po', ripeto, partita dopo partita quello che succede. È ovvio che, come è successo domenica scorsa con la Castellanzese, i margini di errori sono pochi per chi sta dietro, perché ad oggi c'è una squadra che è davanti da tantissime giornate ed è ancora davanti, nonostante magari ieri abbia avuto una battuta d'arresto, è rimasto invariato il distacco dalla seconda, quindi si accorciano le partite e il distacco rimane uguale, quindi per me c'è sempre una squadra che è lontana da tutti, che è l'Ospitaletto, e noi dovremmo cercare di, ripeto, partire forte subito dalla prima partita per poi vedere quello che succederà partita dopo partita. Questo secondo me è il bello di questo campionato, perché dalla sesta, dalla Casatese in su, secondo me sono tutte squadre che possono dire la loro in questo finale di campionato. Asia? Sì, mister, dato che spesso si parla magari di, ad esempio, Paloschi o altri giocatori più esperti della vostra squadra, e
come avete detto sia lei che il direttore, mi ha detto più volte a bordo campo, ovviamente Paloschi si sa che, come tutti quelli che lo conoscono, è un giocatore che fa la differenza. Volevo chiederle invece riguardo un po' la crescita dei giocatori più giovani, penso a chi c'era già dall'inizio, come ad esempio Armati e Conti, oppure chi è arrivato in corsa e però subito ha avuto un impatto come Raimondi oppure Ghidini. Che crescita ha visto in questi ragazzi, sia magari dal punto di vista più tecnico e anche dal punto di vista dell'atteggiamento, soprattutto magari nell'ultimo periodo in cui sembra che nell'atteggiamento avete un po' svoltato? Innanzitutto è una bella domanda, perché soprattutto sui giovani è quello che secondo me per noi allenatori in questa categoria ti dà anche molta soddisfazione, perché secondo me sono tutti, ma soprattutto loro, sono quelli che se hanno quella capacità di capire un po' le richieste che sono quelle dell'allenatore, capiscono, e si vede molto il loro cambiamento durante i mesi, durante la stagione. Conti secondo me è stato uno di questi giocatori che ha avuto, è stato preso dall'Under 18 della Fiorentina, era un po' aggregato alla primavera, un giocatore che secondo me ha grandi caratteristiche sia fisica che di forza, di potenza, esprime tanta potenza nella corsa, negli appoggi, è un giocatore che gli piace fare entrambe le fasi, secondo me è un giocatore moderno per quello che può fare. Deve migliorare, deve crescere molto, perché nell'arco della partita ovviamente ha ancora magari molte pause, alle volte ci impiega un po' a capire dei momenti, delle letture di alcune situazioni di campo, però è un giocatore che ha avuto una crescita enorme, ha fatto assist, ha fatto 3 gol se non sbaglio, è un giocatore che secondo me può crescere, può ambire al salto di categoria, perché è un 2006 che, ripeto, ha centimetri, ha forza, ha qualità in entrambi i piedi, è un giocatore veramente completo, ma non deve accontentarsi. Su questo è una cosa che soprattutto i giovani di oggi un po' lo fanno, però è stato veramente una bella sorpresa, un motivo di orgoglio allenare un giocatore così. L'arrivo di Ghidini secondo me lo ha stimolato parecchio, sono 2006, abbiamo deciso di fare questa scelta col direttore di accoppiare appunto in quel ruolo di mezziali, perché non avevamo un'alternativa pura in quel ruolo lì, e Ghidini è stato un giocatore, io sono sincero, lo conoscevo pochissimo, se non per qualche informazione da addetti ai lavori. Mi ha impressionato per l'impatto che ha avuto, perché non ha patito assolutamente il passaggio dalla Primavera 2 a un campionato di adulti, ha avuto anche lui un impatto di energia, di forza, di passo importante nella categoria, che non è così scontato, soprattutto da questi ragazzi che arrivano dalla primavera, quindi secondo me ha alzato anche un po' la concorrenza in entrambi, perché così hanno alzato molto il livello anche nell'allenamento. Armati secondo me non è più un giovane, perché è un 2004 che ormai gioca con tranquillità. Lui secondo me dal punto di vista caratteriale deve crescere, deve mettere un po' quello che deve sporcarsi un po', diciamo così, perché è un giocatore che se la Feralpi ha deciso di metterlo sotto contratto, di riprenderlo quest'estate in ritiro, qualche motivo ci sarà. Dei nuovi arrivi abbiamo deciso Lionetti ci aveva chiesto di andare via per trovare più spazio, abbiamo trovato un portiere secondo me potenzialmente anche lui di grande prospettiva, è partito magari dietro Doldi, poi per tanti motivi abbiamo scelto in una gara di buttarlo dentro, e si è rivelato subito un portiere molto molto affidabile, anche se è un ruolo molto particolare, perché l'attenzione deve essere massima ancora di più dei giocatori di campo. Poi secondo me ci sono tanti ragazzi che possono far tesoro di questa esperienza, di crescere in questo campionato. È arrivato Fagoni, che anche lui nel 2005 che giocava poco in Primavera a Verona, quindi sono giocatori che se si calano subito nella parte possono ritagliarsi dello spazio. Sono contento della batteria dei giovani
c'è a Palazzolo, perché non è semplice per loro giocare in un ambiente così, ma sono sempre sostenuti da tutti, soprattutto anche dal pubblico della domenica e dagli ultras che li incitano, ed è un ambiente che può stimolare molto questi ragazzi. Mister, l'ultima domanda da Lorenzo, Sì. poi facciamo il nostro giochino e ti salutiamo. Lorenzo, Certo. Ciao mister, prima Ciao. hai parlato del lavoro in settimana, no? Spesso e volentieri non se ne parla, è un tema molto poco mediatico. Voglio farti una domanda, proprio stamattina parlavo con alcuni dei miei ragazzi e ci interrogavamo su quale fosse l'approccio corretto con cui inquadrare questa pausa, questa mini pausa, no? In vista poi del rush finale. E ci chiedevamo se ci fosse, insomma, chiaro, situazioni diverse, adesso non è inutile rappresentarle ora, però se ci fosse anche il tempo per fare un qualcosa sulla parte atletica, prestazionale, o se questa pausa fosse più utile invece per ricaricare le batterie dal punto di vista mentale e delle energie per poi approcciarsi al finale di stagione. Allora, premetto che mi piace confrontarmi anche con preparatori atletici, perché anche se non è una parte prettamente che spetta a me, però io credo che l'allenatore debba sapere un po', perché altrimenti quando ti confronti con lo staff non riesci a essere neanche all'altezza di quello che si dice. Sono un allenatore che lascia molto spazio, secondo me, in questa gestione, perché ho molta fiducia nelle persone che sono con me. Molte le ho trovate a Palazzolo e devo essere veramente contento di quello che mi hanno dato, perché Stefano Buono è un secondo che solo la sua carriera parla da solo. Angelo Cuni, preparatore atletico di una preparazione importante, Stefano Alessio Squassoni era già lì da prima. Io ho avuto un rapporto stupendo da quando sono arrivato, anche se ho portato un solo preparatore atletico, che è Nicolò Cardani, che è con me da tantissimi anni. Da questo punto di vista ho trovato veramente delle persone ottime e sono contento di lavorare con loro, come con tutto lo staff medico, da Mario, da tante persone che ci sono a Palazzolo. In questo momento qua io credo che quelli che pensano che c'è la preparazione atletica bisogna farla un po' tutto l'anno, secondo me. Bisogna lavorare tutte le settimane, è finito il tempo di, come si diceva una volta, che in ritiro si mette fieno in cascina e poi bisogna lavorare. Io sono uno di quelli che magari rompe anche un po' le scatole sui lavori aerobici, perché credo molto nella parte anche a secco, ma adesso magari sembrerò un po' quello controcorrente in questo momento, che tutti dicono io lavoro solo con la palla. Secondo me non è così, non è possibile, perché non è possibile monitorare tutti i giocatori, il carico che hanno nei soli lavori con la palla. Io sono sono anche per integrare dei lavori aerobici, perché su quello puoi monitorare molto bene. Se bisogna fare, faccio degli esempi, dei lavori da 8 minuti intervallati e devono percorrere tot distanza, sei sicuro che lo fanno perché sono obbligati a farlo. Con la palla qualcuno lo può fare, qualcuno lo può fare meno, anche se ci sono ormai tecnologie GPS e tutto quanto che può controllare. Noi in questa settimana ho deciso di non fare un amichevole nel fine settimana, perché secondo me siamo arrivati molto tirati anche mentalmente. Credo che poteva essere magari anche un motivo a rischio infortunio, a rischio di qualche cosa. Ho deciso di anzi dare libero anche domani e fare un ciclo di 4 allenamenti mercoledì, giovedì, venerdì e sabato, abbinandoci dei lavori aerobici e dei lavori di forza. Cerchiamo di ovviamente fare dei carichi di forza magari differenti, perché siamo un po' a fine stagione, ma i lavori, le settimane, secondo me bisogna lavorare fino alla fine. Non credo che si debba mollare sotto quell'aspetto. È ovvio che questa settimana dal punto di vista mentale ci deve servire per recuperare al massimo le energie, questo sì. Mister, prima di salutarti, il risultato esatto: Folgore Caratese, Ospitaletto. Non credo che la Folgore sbagli di nuovo la partita in casa, perché ci arrivano anche belli incazzati. Spero in un pareggio.
Devo dire proprio il risultato? Sì, sì. Quanto? 1-1. 1-1. Poi abbiamo Pro Palazzolo Magenta. Non voglio credere alla scaramanzie, ma credo che dobbiamo caricarci bene, dobbiamo centrare una vittoria in casa davanti al nostro pubblico. Non dico il risultato, spero che Paloschi si riconfermi e non solo lui. Va bene, perfetto, dai. E Sant'Angelo Crema, prima di salutarti? Il Crema, bisogna fare i complimenti al Crema, perché anche che noi siamo andati 2 settimane fa, è stata una partita molto difficile, una squadra che ha una grande identità, gioca e siamo stati bravi a indirizzarla subito nei primi minuti, ma non è una partita semplice. È anche vero che il Sant'Angelo, secondo me, sono tante partite che ci va vicino e non è stato molto fortunato nelle ultime partite. In casa loro c'è un bell'ambiente, mi spiace per il mister, ma secondo me il Sant'Angelo può centrare la vittoria, può portare a casa i 3 punti. Quindi dammi un risultato? 2-1. 2-1. Perfetto, il tuo non l'abbiamo detto, però diciamo un bel 2-0, dai, facciamo così, Ho detto che se Paloschi si conferma con una doppietta. Esatto, quindi 2-0 così. Dido, ti ringrazio, è stato gentilissimo. E grazie a voi. Bocca al lupo per la finale di campionato. Grazie a voi. Salve, Ciao, mister. ciao, grazie. Salve, Ciao. Grazie. Ciao mister, ciao. Ciao, grazie. Ciao. E via un mister, dentro un altro forse, perché vedo solo il nome. Non si vede, però... È stato qua. Adesso lo togliamo, aspettiamo che... Ah, Eccolo qua. Ciao mister, ci senti, ci vedi? Salve, mister. Buonasera a tutti, sì, vi vedo, vi sento. Ciao, scusa il ritardo un attimino, ma poi abbiamo avuto sulla scaletta un rallentamento così. Allora, mister Vullo, l'artefice del miracolo Crema, di quello che sta succedendo a Crema, possiamo definire così? No. In questa frase vedo tante inesattezze. Io non sono l'artefice di nessun miracolo, anche perché i miracoli li fa solo il nostro Signore, non li faccio certo io, li facciamo noi allenatori. È tutto un qualcosa che ha funzionato nel modo giusto e ci sta portando a trarne beneficio e a raccogliere i frutti. Non sono io che sta facendo questo cammino, insomma, ecco. Da solo non vado da nessuna parte. Diciamo, sì, va bene, ho capito, però un capitano è sempre un condottiero, in questo caso è il mister, è sempre colui che, è vero che non si vuole prendere i meriti, però a me piace anche darli al mister, perché quando non ci sono i meriti del mister siamo i primi a dirlo, che il mister non ha i meriti. Quando ce li ha è giusto che siamo anche i primi a dirlo. Detto questo ti passo subito a Lorenzo che ha una domanda per te, bella incalzante. Li accetto ben volentieri, è che però è giusto sottolineare che un mister da solo fa fatica, perché comunque ci vuole uno staff che remi nella stessa direzione, ci vuole un gruppo coeso di giocatori che prima di essere giocatori devono essere uomini, e tutto questo poi porta a dei risultati positivi o negativi. Nel nostro caso li sta portando in maniera positiva. Bene, Lorenzo? Io credo che gli allenatori si dividano in 2 grandi categorie, quelli virtuosi, istrionici e quelli lavoratori nel senso più umile del termine, e credo che mister Vullo sia un grandissimo lavoratore, perché ce lo sta dimostrando sul campo. Mi è stato riferito da chi i suoi allenamenti li ha visti da vicino, una persona che lavora notte e giorno per questo progetto e ci ha lavorato inizio stagione e ci lavora nel corso della stagione, e poi i risultati arrivano, perché il risultato di ieri certifica tutto quanto di buono è stato fatto in questi mesi. E giusto per citare una persona che oggi non è presente, Nicola Badursi la scorsa settimana diceva: chi è la vera sorpresa di questo campionato, ben prima di questo 6-1, lui diceva, e condivido, il Crema, perché sta facendo vedere qualcosa di meraviglioso, probabilmente in barba a diverse prospettive di tanti che come noi commentano il campionato, che probabilmente vedevano nel Crema una squadra più destinata a fare un altro tipo di campionato rispetto invece a quella che vediamo oggi, che è molto in linea, diciamo, è molto vicina a raggiungere il suo obiettivo. Io ti ringrazio intanto della presentazione, delle parole che hai speso nei miei confronti.
ti dico che per me non è assolutamente offensivo, tra virgolette, essere considerato un lavoratore, un gregario di questo tipo, un medianaccio, mettiamola così, dai, come diceva la canzone di Ligabue, una vita da mediano, parlando di Oriali. Ma ti dico che non è assolutamente un problema, anche perché io vivo questo sport ho avuto la fortuna di conoscere questo sport da quando sono nato, perché ho avuto la fortuna di avere un padre che lo praticava a livello agonistico e professionistico, e quindi diciamo non ho mai visto la mia vita senza il calcio. Sicuramente mi piaceva molto giocare, ma mi sono reso conto probabilmente molto presto di non essere in grado di poter arrivare a fare in campo con le mie qualità o con le mie non qualità quello che avrei voluto fare, e quindi ho iniziato subito un altro percorso. Mi piace molto lavorare, mi piace molto studiare, mi piace molto andare a guardare e provare a diciamo mischiare se può essere corretto questo il termine, le varie idee anche di altri allenatori, se non soprattutto di altri allenatori. Poi è normale che molte cose le elaboro da sole e le sistemo in base a quelle che è il mio gradimento, diciamo, in base a quelle che sono le esigenze anche della mia squadra. Però non mi soffermo, devo dire la verità, forse questa è una cosa che non ne ho mai parlato con nessuno, o forse non è mai uscito, nessuno me l'ha mai chiesto, però credo che sia un passaggio fondamentale di quello che è il mio lavoro. Io non mi soffermo semplicemente all'aspetto tecnico, tattico, calcistico, soprattutto per quanto riguarda i giocatori della mia squadra. Mi piace capire con chi sto lavorando, con che persone sto lavorando, con che uomini sto lavorando. È la scelta di tante persone delle quali mi sono circondato nel corso di questi anni, sia come collaboratori che come giocatori, è stata fatta proprio sulla base umana, nel senso che avevo bisogno di persone, di uomini veri che sposassero il progetto che andavamo ad affrontare e che non avessero assolutamente nessun tipo di remora nell'affrontarmi e nel dirmi le cose che mi devono dire nel modo giusto e nel momento giusto. Poi è normale che in campo non è una cosa, cioè, passatemi il termine, comando io, nessuno mi deve infastidire o disturbare o interrompere mentre sto lavorando. Però quando io vado in campo con la mia determinazione e do dei dettami alla squadra, ai ragazzi, allo staff, c'è uno studio, un lavoro prima. Se c'è qualcosa che io sto proponendo che non va bene allo staff, lo staff me lo deve dire. Se vedono qualche cosa durante una seduta di allenamento che non va bene, me lo devono dire, altrimenti io non posso crescere. Se dei giocatori vedono che ci sono delle situazioni di gioco che stiamo lavorando che non sono idonee al tipo di giocatori che abbiamo in campo, al tipo di partita che dobbiamo andare ad affrontare, me lo devono dire. È ovvio che durante l'allenamento non si è mai permesso nessuno di alzare la mano e dire: mister, stai dicendo che delle cagate, perché altrimenti sconfineremmo in situazioni che non sono costruttive. Però mi è capitato negli anni che qualche giocatore volesse parlarmi e insieme abbiamo sistemato determinate situazioni nel momento giusto, al posto giusto. Lascio molta libertà di potermi venire a parlare, di poter costruire insieme qualcosa di importante. Quindi ecco, questo è un po' il mio modo di lavorare. Poi faccio riferimento a quello che hai detto tu poco fa, e mi ricordo esattamente quello che veniva, l'etichetta che c'era stata data a inizio campionato, ovvero che noi a ottobre-novembre saremmo già stati retrocessi. Ma non è un problema, lo dicevano anche lo scorso anno quando ero a Castelmaggiore, perché la squadra era stata ripescata una settimana prima dell'inizio del campionato. Mi veniva detto, era stato detto anche da altre parti, o da una parte, che non potevamo vincere il campionato, invece l'abbiamo vinto. Parliamo di promozione, per carità di Dio, però una vittoria è sempre una vittoria, un risultato è sempre un risultato. Vincere la terza categoria o vincere la Coppa dei Campioni comunque non ci trovo grandi differenze a livello di intensità emozionale.
quindi a livello di coinvolgimento, perché comunque se la tua categoria è la terza categoria la fai per vincere, per farla bene. Se il tuo livello è la Coppa dei Campioni, cerchi di fare la Coppa dei Campioni per farla bene, ecco, quindi questo è un po'. Mister, una domanda sulla società, so che non puoi rispondere, ma quantomeno un indizio, ma hai iniziato con un presidente, stai andando con un altro gruppo, diciamo così, a breve sarà ufficiale, credo, giusto? Sì, ma sì. c'è già un cambiamento, c'è già stato il cambiamento interno, è cambiato tutto da prima a adesso, quindi sei soddisfatto di quello che sta succedendo? Molto. Allora, non è che non posso rispondere, è che non me ne vogliate, ma non voglio addentrarmi più di tanto, perché comunque sono delle dinamiche politiche che non riguardano il mio lavoro. Nel senso, noi allenatori, tra virgolette, subiamo un po' quello che succede all'esterno, però dobbiamo essere bravi a non far passare un'eventuale problematica per cercare di concentrarsi solo su quello che è il nostro lavoro. Dico che abbiamo passato un periodo veramente calcisticamente e a livello societario drammatico. Ecco, queste le parole giuste sono queste qui. Non è un problema, posso dire determinate cose, siamo stati indietro di diversi mesi nei pagamenti. Fortunatamente è entrata una nuova cordata e ci sta dando molta serenità. Stiamo parlando di una roba molto fresca di 10-15 giorni fa, ma la problematica che abbiamo vissuto tutti insieme nel periodo fino a fine gennaio probabilmente è stata una parte integrante del nostro percorso di quest'anno, perché noi ci siamo trovati a Natale a fare una cena di Natale senza avere niente in tasca, ad affrontare un ultimo dell'anno ognuno con le proprie famiglie senza avere niente in tasca, e da penultimi in classifica, e nessuno è voluto andare via. Nessuno è voluto andare via. E questa è stata la svolta, secondo me, che ha un po' posto l'attenzione, sottolineato e amplificato il lavoro che avevamo fatto. Ma perché questa decisione perché questa decisione di tutto il gruppo di non muoversi, di andare a remare tutti per una direzione? Cosa c'era in questa coesione di gruppo? C'era il discorso che si stava facendo un percorso e si sono creati dei legami umani tra staff e giocatori veramente eccezionali. Io faccio fatica a ricordarmi uno spogliatoio così unito, così veramente che suona all'unisono, è una cosa incredibile. Giovani e vecchi che hanno una complicità dentro e fuori dal campo incredibile. Una condivisione continua su tante situazioni anche extracalcio, non c'è nessuno che ha mai tirato l'acqua al suo mulino, e poi c'era anche la situazione sportiva, nel senso che vedevamo che stavamo lavorando forte e che non era possibile che molte cose continuassero ad andare in quella situazione lì. Allora ci siamo guardati e ho detto: ragazzi, secondo me, se ci vogliamo dare una mano davvero, e abbiamo deciso di rimanere tutti qua al nostro posto, bisogna che iniziamo a vincere le partite, perché se vogliamo farci dare una mano da qualcuno, attirare l'interesse da parte di qualcuno che può venirci a dare una mano, se siamo schiantati ultimi in classifica non arriverà mai nessuno. Mattoncino dopo mattoncino ci troviamo che nel girone di ritorno siamo la squadra che ha fatto più punti. Perfetto, complimenti. Ultimo giro di domande, vai Ivan, poi Asia e poi facciamo il nostro giochino e ci salutiamo. Sì, mister, guardi, io lo faccio semplicemente per una questione giornalistica, cioè mi riattacco a quello che lei ha appena detto, perché io vedo soprattutto, oltre all'allenatore Matteo Vullo, vedo soprattutto la figura di uomo come Matteo Vullo che si è sviluppata all'interno di quello spogliatoio. Cioè, mi corregga se sbaglio, io vedo che lei proprio si è evoluto con questi ragazzi, perché uscire da una situazione difficile tutti insieme e diventare la squadra che fa più punti nel girone di ritorno è una crescita non solo dal punto di vista professionale, ma penso anche umano. La domanda che le faccio io a questo punto, che è quello che dice, la premessa che ho fatto è: c'è già stato un interessamento, diciamo, o una breve, diciamo, un intavolare, diciamo, un discorso
sul continuare il progetto Vullo a Crema e qual è eventualmente il suo sogno, il suo progetto come allenatore del Crema per il futuro. Allora, intanto ti ringrazio tantissimo per la premessa che hai fatto, perché è una lettura assolutamente corretta, perché tanto mi piace lavorare e crescere professionalmente ogni giorno, così allo stesso modo credo che insieme a una crescita professionale non può non esserci una crescita umana, altrimenti comunque l'individuo inteso come anche sportivo professionista, secondo me, non può ambire a un salto, diciamo, a un salto di qualità, che poi sia nella stessa categoria o che sia una categoria differente, credo che quello poco importi, però comunque a una crescita personale, non solo da un punto di vista sportivo, quindi ti ringrazio. Detto questo, dico la verità, io a Crema sto molto bene, perché abbiamo, anche con le persone, con i tifosi, con la piazza, abbiamo instaurato veramente un legame molto vero, interessante, positivo, e quindi sono tornati addirittura degli ultras che non si vedevano da un po' di anni, pochi, per carità di Dio, però ci fanno molto piacere, ci tengono sul pezzo durante la partita. Però dico la verità, non ho ancora pensato a quello che può essere il mio futuro, perché comunque tutto passa, quello che abbiamo fatto fino ad oggi non basta, dobbiamo portare a casa il risultato, dobbiamo portare a compimento il nostro percorso, e poi allora possiamo iniziare a pensare a quello che può essere il nostro futuro, magari anche insieme. Al momento non c'è stata nessuna situazione per poterlo immaginare, ma neanche per non poterlo immaginare, ecco. Poi per quanto riguarda il mio sogno, io dico sempre, sarò un po' trito da quel punto di vista lì, i miei sogni sono al passato. Io da bambino sognavo di giocare a calcio in Serie A e non ci sono riuscito, quindi adesso per me è un sogno. Adesso io non ho più sogni, ho obiettivi che possono sembrare a lungo termine o a breve termine, però tangibili o meno, però degli obiettivi. Spero, il mio obiettivo è diventare intanto un professionista nel lavoro che faccio. Se poi fra un anno, 10 anni, 20 anni non riuscirò a raggiungere quell'obiettivo, allora poi parlerò del mio obiettivo come un sogno non realizzato, ecco. Ultima domanda, Asia. Sì, in realtà io volevo fare una domanda a cui però ha già risposto. Mi ricordo che ci aveva detto, quando eravate tornati alla vittoria a gennaio, dopo diverse settimane in cui non arrivava la vittoria, aveva detto che era stato fondamentale il fatto che il gruppo non si fosse mai abbattuto, soprattutto mentalmente nei periodi difficili, ma che non si fosse neanche magari esaltato troppo, e credo che ci ha risposto un po' già prima a questa domanda. Quindi le chiedo di un giocatore che ha segnato anche ieri, che è arrivato in corsa a fine novembre, inizio dicembre, di Tacconi, come si è inserito nel gruppo, e soprattutto aveva parlato spesso di leader di questo gruppo, quindi magari giocatori più esperti come può essere il capitano oppure Bigotto. Quindi le chiedo invece di questo giocatore come si è inserito, essendo magari più esperto rispetto ad altri giocatori. Certo, allora hai detto bene, anche questa domanda l'hai iniziata molto bene, nel senso che è vero che non ci siamo mai abbattuti nelle sconfitte, così non ci dobbiamo esaltare nelle vittorie. A tal proposito apro una parentesi, secondo me la sosta arriva a pennello, non perché siamo stanchi, anzi, ma questa settimana lavoriamo per depurarci da tossine troppo positive, perché è meglio così, è meglio fare una settimana senza giocare per evitare di esaltarsi troppo, anche perché a volte è più facile gestire una brutta prestazione che una prestazione esagerata, fermo restando che poi ieri ci è andato tutto bene a noi e tutto male al Breno, perché il risultato è un po' troppo esagerato. Detto questo, Tacconi è stato uno dei pochi interventi che abbiamo fatto nel mercato di riparazione. La nostra forza è stata quella di tenere il gruppo così come era nato, anche nel mercato invernale, nonostante ci fossero, noi non stavamo andando bene e alcuni giocatori stavano facendo un campionato molto buono a livello personale, vedi Guarino, vedi Acamadou, e quindi
diciamo che tenere loro e inserire due giocatori molto importanti per motivi diversi come Giacomo Tacconi e come Matteo Cortesi ci ha permesso di puntellare la squadra in quelle situazioni, in quei ruoli che un po' mancavamo dopo purtroppo l'infortunio di Riccardo Tomella, che ha rotto il crociato con la partita contro il Chievo dell'andata. E anche lì l'ingresso di questi due ragazzi è stato ponderato sul fatto di non solo per l'importanza di leadership, l'importanza che potevano ricoprire nello scacchiere tecnico-tattico, ma per una questione proprio umana. Giacomo lo conoscevo come ragazzo, non l'avevo mai allenato, lo avevo affrontato sempre da avversario e mi era stato sempre molto antipatico, nel senso che è uno di quei giocatori che dà tutto per la sua squadra e noi abbiamo bisogno di quei giocatori lì. È arrivato qui, si è messo a disposizione, ci ha alzato il livello di agonismo e dà tutto giorno dopo giorno per i suoi compagni, si farebbe uccidere. Non risulta simpatico agli altri, ma quest'anno ce l'abbiamo noi, quindi mister, prima di chiudere perché siamo in ritardissimo, risultato esatto di 3 partite: Folgore Caratese Ospitaletto. Allora, 2 partite, la mia non ne parlo. Ma purtroppo ti tocca, perché ci passano tutti. Partiamo da Folgore Caratese Ospitaletto. 2-1. 2-1. Pro Palazzolo Magenta? 3-0. 3-0. Sant'Angelo Crema? No, non bisogna. E questo è il bello. Siamo a pari punti e abbiamo lo scontro diretto a sfavore. Quindi? In questo momento. Dobbiamo cercare di fare di meglio. Quindi? Quindi dobbiamo far meglio di quello che abbiamo fatto all'andata. Quindi dobbiamo far meglio, scrivo. Sulla schedina giochiamo, dobbiamo far meglio. Dell'andata. Va bene, dai, te lo concedo così. Detto questo, l'ultima cosa prima di salutarti: nelle ultime 7 partite il Crema, prima abbiamo Pro Palazzolo, seconda Varesina, terza Casatese, quarto Nuova Sondrio, quinto il Crema, quindi segno di tutto quello che abbiamo detto finora, che state facendo veramente bene. Ultime 7 partite queste, e poi abbiamo in sotto al 17° posto l'Ospitaletto, ma va bene così. Detto questo, mister Bullo, ti saluto, è stato un piacere averti qui, ci vedremo, in bocca al lupo. Grazie mille a voi. In bocca al lupo. Ciao. Ciao mister. Ragazzi, abbiamo veramente un minuto neanche anzi siamo anche in ritardo. Vabbè, ma fa niente, io cercherò di andare più veloce possibile. Acceleri un attimino. Accelero. Va bene, facciamo il giro soltanto dei risultati e poi ci salutiamo. Allora, Lorenzo, partiamo con la Folgore Caratese Ospitaletto. 1-1. 1-1. Andiamo sempre con te. Pro Palazzolo Magenta? 3-0. E Sant'Angelo Crema? 2-1. 2-1. Asia, Folgore Caratese Ospitaletto? Vado anch'io 1-1. 1-1. Pro Palazzolo Magenta? 3-0, speriamo di vedere dei gol. E Sant'Angelo Crema? 1-2. 1-2. Ivan? Folgore Caratese Ospitaletto? Sì. 3-1. 3-1. Pro Palazzolo Magenta? 4-1. Pro Palazzolo 1, vabbè. E Sant'Angelo Crema? 2-2. 2-2. Allora, Folgore Caratese Ospitaletto 2-1. Pro Palazzolo Magenta io metto un 4-0. Sant'Angelo Crema metto un 2 pari. Detto questo, Lorenzo, tu l'hai detto, sì, siamo a posto così, ci salutiamo, siamo di fretta, grazie a tutti, siete stati veramente tanti questa sera, buona serata, ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Ciao a tutti, buona serata. Ciao Lorenzo. Let's get it. Let's get it. Let's get it.